Un evento dedicato agli sposi. Siamo a Piangipane dallo showroom di Pira Arredamenti che quest'oggi presenta un vero e proprio progetto per gli sposi, futuri sposi che ovviamente cercheranno di organizzarsi per il matrimonio. Oggi troveremo dalla bomboniera alla macchina d'epoca, avremo tutti i vestiti insomma da sposa, presenteranno gli arredamenti, i gioielli, la lista nozze, i viaggi, quindi abbiamo praticamente un progetto a 360 gradi completo, creato e ideato per i nostri futuri sposi, per i nostri promessi sposi. Siamo qui con Elisa, una delle organizzatrici dell'evento Wedding creato e presentato da Pirra Arredi. Buongiorno Elisa. Buongiorno. E oggi che cosa presentiamo? Questo evento che è un evento molto bello, molto particolare e completo e si chiama Promessi Sposi. Come mai questo nome? Promessi Sposi perché è nato da un'idea di due ragazzi che si sono messi a chiacchierare una sera e volevano fare più pubblicità a un'azienda, ma non solo a una, anche a tante altre. Infatti quest'oggi, Elisa, correggimi se sbaglio, ci sono anche diversi partner e quest'idea nasce proprio per cercare di accomunare diverse aziende che vanno poi ad accompagnare i promessi sposi appunto in un percorso completo. Esattamente, in un percorso che può essere un consiglio, una specializzazione. Abbiamo dei partner che comunque nel locale sono molto attivi, hanno molte attività e abbiamo scelto proprio le persone migliori per noi. E Elisa, raccontaci anche un pochino questo progetto di questi due ragazzi che studiano un evento come questo. Voi che cosa vi aspettate da questa giornata? Noi sinceramente non sappiamo molto cosa aspettarci, è la prima volta che facciamo un evento di questo tipo, l'abbiamo fatto veramente con tanta passione, ci abbiamo messo veramente molto impegno, ecco perché Promessi Sposi, perché comunque è una promessa. È un E po' è un po' un come... riscatto o comunque una scommessa per rilanciare tante attività. È un po' come i Promessi Sposi, Renzo e Lucia, che ovviamente con tante avversità e difficoltà sono riusciti poi nel loro intento. Ricordiamo anche i partner che hanno partecipato oggi. Certamente, ricordiamo gli abiti da sposa che sono offerti da Tirapani Atelier di Ravenna, il catering che è offerto da Eventi Catering di Michele Urbini e poi abbiamo la musica offerta da Blue Note e abbiamo i fiori di Laura. Abbiamo ancora il gioielliere che è Alba Rosa Gioielleria, le bomboniere Dolce Emozioni, i nostri fotografi che sono i Wedding Moments, abbiamo la nostra agenzia immobiliare che è Omnicasa e poi abbiamo ancora un visual designing che si chiama 1 più 1 uguale 11. Ancora proponiamo Pezzoli che è tutto ciò che è stoffe, corredi, tende, tutto per il matrimonio naturalmente, una bellissima agenzia viaggi Vivere e Viaggiare di Russi E per finire, e per finire abbiamo Edil Block che offre quelle che sono tutte le stufe innovative di oggi, abbiamo Bluccino con le macchine noleggio sia per eventi che per matrimonio, abbiamo la location Vecchia Canala che tra l'altro è anche qui vicino a noi, proprio vicino a Piangipane e non per ultimo perché comunque è sempre importante Ego Parrucchieri col make up e le acconciature. siamo quest'oggi con Steve Ballanti. Buongiorno Steve. Buongiorno a voi. E tu sei il figlio che rappresenta questa azienda storica, la Pira Arredi, che è da 50 anni che è nel territorio, diciamo del Ravennate. Correggimi se sbaglio. Certo, noi siamo da 50 anni sul mercato come gestione Pira, ed è una famiglia che è nata da mio nonno, ecco, tutta la creazione di questa situazione, dove andiamo a creare e cercare di dare quello che è la professionalità massima della situazione per creare un arredamento, un progetto. E tu assieme a Elisa appunto avete creato, ideato questa idea, questo progetto per i Promessi Sposi che è veramente innovativa e all'avanguardia a noi nasce spontanea una curiosità, ossia come uno showroom possa andare a creare, ideare un progetto come questo. Diciamo che tutto è nato come
un gioco, tra virgolette, che poi alla fin dei conti non è stato un gioco. Un gioco no. Esattamente, ma abbiamo cercato di creare quello che può essere una pubblicità attiva e quindi il contatto con la persona diretta, in modo da non avere solo un'immagine ma una professionalità di tutti per quello che concerne anche la questione sposi. Quindi oggi siamo qui ovviamente con la tua azienda che presenta, come abbiamo detto già, l'arredamento, e poi avete creato questo, diciamo, connubio perfetto con tutti questi partner che sono diciamo, della zona, ed è anche molto bello andare ovviamente a valorizzare, no, il territorio, il nostro territorio, e le iniziative che aziende come la tua, insomma, hanno pensato di creare, no? Sì, infatti abbiamo cercato di trovare quelli che sono i partner ideali qui vicini per riuscire a valorizzare il tutto per quello che può essere anche un discorso sposalizio che non è mai facile andare a organizzarlo. Quindi riuscire a trovare quelle che sono quelle persone ideali e professionali per arrivare al giorno del sì, al meglio, ecco. Voi create un'opportunità unica agli sposi, perché ovviamente un matrimonio impegnativo, si è stressati, bisogna girare per cercare le fedi, ovviamente anche l'arredamento, andare a cercare anche il corredo. Invece qui oggi chi si presenta, insomma, nel tuo showroom avrà l'opportunità di avere tutto a disposizione, ovviamente in una location sola. Steve, ricordiamo anche la tua azienda, che cosa fa tutti i giorni, quindi il tuo lavoro e l'impegno che hai giornaliero. Diciamo che il mio impegno giornaliero è quello che riguarda una progettazione di interni, quindi quello che riguarda tutto per la casa, dalla cucina, soggiorno, camere da letto, bagni, uffici, eventualmente anche come discorso industriale, ecco. Sono situazioni che si vanno a guardare e personalizzare di volta in volta, cercando di trovare quello che è l'ottimizzazione degli spazi per riuscire a realizzare il proprio sogno al meglio. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Siamo con ovviamente la fondatrice, insomma la figlia dell'azienda Tirapani, che quest'oggi nello showroom ovviamente di Pira Arredi presenterà gli abiti da sposa. Alessandra, abbiamo un pochino visto degli abiti, quello che stavi sistemando Sì. è nero. Sì, beh, oggi come oggi abbiamo la fortuna, tra virgolette, che l'età del matrimonio si è alzata molto, per cui magari le ragazzine giovani che sognano l'abito romantico, più tradizionale e un filino più classico, è una fascia che si è un filino abbassata, per cui comunque possiamo osare e divertirci un pochino di più anche con del colore, che comunque richiede un pochino più di personalità che magari si forma con gli anni, no? Quindi più si alza l'età e più si osa un po' di più. Certo, infatti quello è un abito bellissimo, lasciatelo dire, la novità comunque insomma è importante anche presentare degli abiti diversi rispetto al solito che una insomma si aspetta anche in uno showroom, è un punto di forza non indifferente. E poi abbiamo visto anche degli abiti rosa, velo, tulle, raccontaci un po' che cosa presenti oggi. Allora, abbiamo, e ci terrei tanto a sottolinearlo, che il nostro grande punto di forza appunto è nominato proprio il tulle, il velo, cioè comunque rimane la tradizione, però portata un po' al nostro Made in Italy, cosa che oggi come oggi in tante aziende, tanti nomi rinomatissimi nella sposa si è andato a perdere, per cui noi stiamo facendo un po' una lotta per riportare non solo la tradizione, che quella appartiene ad ogni paese, però per portare proprio la nostra qualità nei tulli, nella lavorazione dei corpetti, non solo quindi nell'effetto finale, ma anche proprio nel lavoro sartoriale, e questo
per noi è un po' il nostro punto di forza. E noi ovviamente apprezziamo, a parte tutta la linea che è stupenda, perché non c'è nessun abito che uno possa dire ma qualche pecca, assolutamente no, che siete anche un'azienda del territorio, quindi come dicevi tu, oltre alla tradizione abbiamo anche un discorso proprio territoriale da sviluppare, no? Perché siete di Ravenna. Esatto, sì, la ditta è nata, ormai sono 40 anni, l'aprì la mia nonna alla mia mamma e per fortuna c'è la terza generazione che si è inserita e quindi è un sentimento che continua oltre che proprio un lavoro commerciale, c'è proprio molto sentimento essendo una ditta storica di Ravenna. Come è andata oggi con le nostre spose? Oggi molto bene, devo dire che ero facilitata perché erano ragazze molto belle e abbiamo fatto acconciature comunque molto morbide, trucchi da sposa, anche se comunque la gente non vuole più troppo il trucco troppo naturale, ma qualcosina che un po' si veda. E oggi abbiamo visto ovviamente dei make-up fantastici, anche delle acconciature molto molto belle, semplici ma molto particolari e belle allo stesso tempo. Ma se ti trovi invece di fronte a una sposa che comunque non è così semplice da gestire, come si fa? Ma devo dire che dei gran problemi non ne ho avuti fino adesso, perché forse penso che sia una capacità naturale, poter capire, percepire com'è la personalità della nostra cliente e cosa vuole, quindi diciamo che in generale non ho avuto... Nel make-up artist correggere, no? Sì, un po' le correzioni, comunque dai, ci si mette un po' tutto, acconciatura, trucco e un bel abito fa sempre una bella sposa. Marzia, tendenze e novità diciamo per i Promessi Sposi 2015 del make-up? Ma tendenze, sicuramente il capello sciolto piace sempre, vanno molto gli intrecci sia nelle acconciature da sera che anche nella sposa, però sempre cose un po' libere, un po' ciocche sfuggenti, non le cose troppo statiche.